Bene, salve a tutti, sono sempre io, X-Drive, in questo video. Pure, come sempre, Vascatti, vabbè, mostrerò il boss finale del mondo 2. Innanzitutto prendiamo... Ok, aspettate che metto bene. Ok, allora innanzitutto prendiamo questo cubo, diciamo. Tiriamo così e saliamo. Non sento più il mignolo, ma fa niente. No, vabbè. Gramata, di solito i miei gramata. No, non ci ho ancora preso bene la mano perché sono scomodi i tasti. Un attimo. Ok. Ah, ho sbagliato perché devo... Ok. Bene, non sto commentando molto, ma vabbè, vedrò di rimediare. Eccoci qui. Ok. Oh. Ok, ci ho fatto. Ok. Ok. Che buono. Cazzo. Oh! Oh, yeah. Porco. Oh, non si è mai visto uno in difficoltà a sedere sul cubo, eh? Sono speciale io. Come far perdere tempo agli spettatori? Senti, aspettate un attimo. Oh! Eccomi. Ed ecco il boss. Adesso basterà evitarlo 2 volte. Ah no, basta schiacciarlo. Perché credevo ci lanciasse le tartarughe. Attenti che ora fa il salto, ma non ci fa niente, invece sì, però fa niente. Certo, battere il primo boss del mondo 2, diventando piccoli, è veramente umiliante, però vabbè. Bene, per questa parte... No, vabbè, sai che vi dico, la faccio finire. Pronto. Allora, continuerò a filmare anche questo, dato che ci abbiamo impiegato veramente poco tempo. Ok. Pian pianino ci comincia a prendere la mano comunque. Un bel funghetto. La droga di mare, possiamo chiamarla. Che facciamo? Oh sì, il fiore. Che non ha, ovviamente non ha... Ma dai! Ma vada a fare un culo. Che merda. Vabbè, dai.
Figure di merda. Che devo anche pubblicare, tra l'altro. Non c'ho voglia di tagliarlo. Vaffanculo. Via. Oh, ma... Oh, ce l'hai fatta. Mario Dio. Ma vaffanculo. Impara a saltare. Ancora identicamente a prima. Se esiste, sto via. Ci potenziamo così, proprio se perdiamo vuol dire che siamo proprio gramine Mario. Che adesso finisce male, io la vedo male. E infatti, guardate dove è andato a finire il fuori. Ecco, perché? Adesso scommettete che per prendere il fuori muoio. Solo per prendere sto fuori. Oh no, strano, molto. Mi sicuro che è molto strano. Perché io muoio sempre per quello. E infatti, quindi adesso vaffanculo. Ah, non so che dire. Boh, sono nabbo. Magari Mario mi impara a saltare un pochino. Adesso gli compro Pampers Progressi. Pannolini assorbenti. Così magari impara a camminare, crescere, poi correre e poi magari possiamo pure il salto, va? Aspettate un attimo, metto un attimo in pausa che così non mi vado a scatole e faccio in un attimo. Bene, come vedete adesso vorrò fare una breve guida per i minigiochi, anche se farli con il mouse mi sembra un po' più difficile per alcuni, solo per alcuni però, come per esempio quello della palla di neve da farlo tornare. Ora facciamo la talpa, in cui sono pure abbastanza brava. Ne ho fatte 48, il mio primo record. Molto bene. Esci. Adesso impiegherò ancora un po' di minuti per fare pure altri. Questo per esempio col mouse è più scomodo, anche se ho cominciato pure più banali per me col mouse sono più scomodi. Comunque, non perdiamo altro tempo, cerchiamo di insaccarne qualcuno. No, per sbaglio ho spostato il nientino, cioè il vabbè, lasciamo perdere, è fatto schifoso. Quanti? 3? 11. Dove più o meno così. Muovere qua. Adesso usciamo. Salvataggio in corso. Ah, vai, con questo che mi piace. Senti che base è spunta. Ops, non stavo attento. Adesso dimentico. No, no, centrale. È molto più comodo. No, che paperata. Appena mi dice un po'. Vabbè, dai, come primo. Per concludere, per un ultimo minigioco, ovviamente a mia scelta come tutti tra l'altro, dai questo.
L'importante in questo è non sparare a caso, aspetta. E adesso già un punto senza far niente. Ok. Cos'è? Non mi legge più la scheda? È un po' difficilino giocare se qui non si vede niente. Come nell'avventura il mare non si vede, infatti non so come farò con i livelli del mare. Ma no! Vabbè, lasciamo perdere. Ciao e alla prossima.